Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Vogliamo solo lui, così si sono rivolti i sequestratori ad alcuni testimoni mentre prelevavano un giovane di 17 anni. Il rapimento è avvenuto in strada a Vittoria nella serata di ieri. Il ragazzo è figlio di un noto commerciante ortofrutticolo, ricerche a tappeto. Le proteste degli agricoltori in 8.000 in piazza a Palermo per dire basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e finendo per agevolare le importazioni dall'estero. Mezza Sicilia dal Palermitano al Nisseno insorge contro la nuova rete ospedaliera. Dopo Gela, i timori per i tagli coinvolgono Nicosia, Corleone e Noto, un malcontento che attraversa territori e schieramenti politici. Addio al padre dell'Etna Valley, è morto a 89 anni Pasquale Pistorio, l'ingegnere visionario che nel 1987 ha trasformato la SGS Thompson in ST Microelectronics, facendola diventare un'azienda leader nel settore. Catania Capitale della Cultura 2028, l'amministrazione lancia la sua candidatura. L'inizio del riscatto, dice il sindaco trantino, sì del governatore Schifani, un progetto vincente. Distribuivano illecitamente abbonamenti a piattaforme televisive a pagamento. A Catania ha sgominato il vertice del mercato illegale italiano di accesso alle pay TV. Oltre 900.000 gli utenti con incassi superiori ai 10 milioni al mese, 8 persone ai domiciliari. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che al Manuzzi contro il Cesena vuole i 3 punti per mantenere la vetta della classifica. In Serie C il Catania è pronto alla seconda trasferta consecutiva rossazzurri a Cerignola per tornare alla vittoria che manca da 3 turni. Di nuovo bentrovati, erano armati e incappucciati i banditi che a Vittoria hanno sequestrato un 17enne figlio di un commerciante del settore ortofrutticolo molto noto nella zona. Il rapimento è avvenuto davanti ad amici del ragazzo, ricerche a tappeto e bocche cucite da parte della famiglia. Le indagini sono in corso anche attraverso i video delle telecamere di videosorveglianza. Eva Spampinato. Avete qualche notizia? No, Ma cosa pensate? Devo accompagnare l'avvocato. Il padre di Gaetano va via senza rilasciare alcuna dichiarazione. Accanto a lui l'avvocato. La famiglia Nicosia ha smesso di vivere alle 21:30 di ieri sera, quando 2 uomini incappucciati e armati hanno sequestrato il figlio davanti agli occhi pietrificati degli amici. L'uomo, un grosso imprenditore del settore ortofrutticolo, ha il volto tirato e la voce rotta, come quella della moglie, che prima di sfuggire alle nostre telecamere avevamo raggiunto telefonicamente. Meglio che per ora non lascio nessuna dichiarazione in questo momento. Suo figlio aveva problemi con qualcuno? Le aveva esternato problemi? No. Gaetano ha 17 anni e ieri sera, come spesso faceva, stava trascorrendo la serata con gli amici qui in una zona residenziale di Vittoria, il Rione Forcone. Attorno solo case di nuova costruzione e campagna. Cosa avviene qua la sera? Un ritrovo di ragazzi semplicemente, vengono con le macchine, con i motorini. Ho visto che c'era movimento a livello di macchine, chi veniva, chi andava, controllavano questa macchina perché non si sapeva di chi era. I rapitori sono arrivati a bordo di una Panda nera, l'hanno chiamato per cognome e lo hanno caricato in auto buttando per terra il suo cellulare. Agli amici hanno detto: non vi preoccupate, vogliamo solo lui, e sono fuggiti, seguiti da un'altra Panda, ma di colore bianco. Avete paura, vi sentite insicuri? In questa città abbastanza, ma non solo per questo, per tante cose. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, dal regolamento di conti al tentativo di estorsione. Le telecamere della zona hanno ripreso la scena, amici e parenti della famiglia sentiti per tutta la notte. Attivate le misure di sicurezza e di tutela previste nei casi di sequestro di persona, incluso il blocco cautelativo dei beni. Davanti casa della famiglia, una palazzina al centro di Vittoria, troviamo un muro di silenzio e un via vai di persone. Vado allontanato, non ne abbiamo, non ne ho veramente. Niente dichiarazioni, niente spiegazioni o richieste di riscatto da parte dei sequestratori, solo un ragazzo preso in ostaggio e l'insopportabile passare del tempo che diventa anch'esso un avversario che non perdona. Ed è inevitabile lo sgomento a Vittoria. Il sindaco riunisce la giunta e chiede il potenziamento delle forze dell'ordine. Il vescovo della diocesi di Ragusa lancia un appello ai sequestratori. Liberatelo. Sentiamo il servizio di Veronica Barbarino.
Indagini serrate e sgomento a Vittoria per il sequestro del 17enne giovedì sera al quartiere Forcone, sotto gli occhi increduli dei suoi amici terrorizzati e impotenti. Stamattina il sindaco di Vittoria ha convocato la giunta municipale per un confronto straordinario e per chiedere un potenziamento delle forze dell'ordine. Ci affidiamo al lavoro investigativo che sta procedendo, c'è la nostra fiducia estrema nel lavoro delle forze dell'ordine. Si pone comunque il problema di una svolta strategica nel modo in cui i temi della sicurezza vengono affrontati in questo territorio. È un momento difficile per la città e la svolta deve avvenire, così non possiamo più continuare. Anche le associazioni di categoria, i sindacati e i rappresentanti della società civile chiedono una risposta forte, controlli capillari e un impegno concreto per riportare sicurezza e fiducia tra i cittadini. Non è mancata la reazione del vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, che ha affidato a un video il suo appello diretto ai rapitori. Vogliamo proprio fare appello a questi rapitori a lasciare libero il ragazzo al più presto, a restituirlo alla famiglia. Noi auspichiamo e facciamo affidamento proprio sul buonsenso perché al più presto possa risolversi positivamente questo fatto. E mentre le forze dell'ordine sono in piena attività, costernazione, dolore e preoccupazione anche nelle parole dell'Associazione dei concessionari ortofrutticoli, vicino alla famiglia del ragazzo, che opera nel settore della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Andiamo adesso a Palermo, in piazza 8.000 agricoltori della Coldiretti che a causa del grano estero che viene importato e spacciato per italiano sono ormai in grave perdita. Manifestanti esasperati dai costi sempre più alti e dai ricavi ridotti al minimo. Marco Gulla. Una marea gialla che invade le strade di Palermo sono gli agricoltori siciliani della Coldiretti, in circa 8.000, scesi in piazza nel capoluogo per dire basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre più sulle importazioni estere. Diciamo basta ai trafficanti di grano, trafficanti che prendono il grano al glifosato e lo portano in Italia e fanno finta che sia grano italiano e trasformano una pasta che diventa pasta italiana. Questo per noi è inaccettabile. Aspettiamo che Ismea possa valutare fino in fondo quali sono i costi di produzione e la repressione frodi, l'autority, possa applicare il decreto sulle pratiche sleali. Oggi un chilo di grano a noi viene pagato soli 23 centesimi, un chilo di farina costa €1. Siamo qui per protestare contro la speculazione che c'è nei confronti di questo prodotto, acquistando prodotto estero essiccato con glifosato e quindi non salutare. Molti agricoltori si sono arresi, altri invece vogliono proseguire la battaglia ed ecco perché oggi sfilano in protesta. Il grano mascherato per prodotto italiano sta uccidendo il settore, gridano i manifestanti. Il grano di Enne non si svende perché è oro! Quello siciliano ce lo pagano una minima parte, che non si prende neanche i soldi della naffita. Noi il lavoro e i sacrifici dei coltivatori diretti. Io faccio l'agricoltore di tutto, coltivo grano, coltivo uva, coltivo olive. Con il grano siamo un fallimento. Coldiretti sottolinea che occorre una pianificazione per arrivare a un giusto reddito per gli agricoltori. Questo purtroppo non avviene nella filiera del grano e nel settore cerealicolo. Pioggia, ancora allagamenti a Palermo, un forte temporale si è abbattuto, vedete le immagini, nel capoluogo nel pomeriggio. Molte strade si sono allagate, soprattutto nella zona del porto, da dove appunto ci arrivano le immagini che stiamo vedendo. Notevoli disagi per automobilisti e motociclisti, allagate anche molte strade di Mondello e Partanna. Anche per la giornata di domani sul capoluogo siciliano è prevista allerta gialla. Parliamo adesso delle costanti polemiche che coinvolgono la nuova rete ospedaliera siciliana. Non è ancora definitiva, eppure continua a provocare scontento. Da Gela a Bronte, da Corleone a Noto, cittadini e sindaci chiedono risposte, preoccupati per il futuro della sanità pubblica. GR Italia.
La protesta è partita da Gela con cittadini e associazioni studenti in piazza contro i tagli all'ospedale Vittorio Emanuele. In prima fila anche il sindaco Terenziano Di Stefano con la giunta e buona parte del consiglio comunale. Da qui in poche ore la mobilitazione si è allargata a tutto il centro e sud dell'isola. Mezza Sicilia dal Palermitano al Nisseno insorge contro la nuova rete ospedaliera. A Corleone il timore è che le aree interne vengano abbandonate con ospedali ridotti a semplici strutture di lungodegenza. A Nicosia si denuncia il dimezzamento dei posti in ortopedia, nonostante il reparto serva l'intero comprensorio con centinaia di interventi l'anno. A Noto invece il pronto soccorso funziona soltanto 12 ore al giorno e la richiesta di estenderlo a 24 è rimasta senza risposta. Non si tratta di casi isolati, ma di un malcontento che attraversa territori e schieramenti politici. Anche tra i partiti di governo crescono le fratture. Fratelli d'Italia ha già portato le proprie osservazioni direttamente al Ministero della Salute. L'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni prova a smorzare le tensioni e rivendica di aver incontrato tutti i sindaci, ma il sentimento comune in tutta l'isola resta lo stesso, la convinzione che le voci dei territori non siano state ascoltate. Intanto le piazze continuano a riempirsi e il messaggio è chiaro: la salute non è un costo da tagliare, ma un diritto da difendere. È morto a 89 anni Pasquale Pistorio, ingegnere visionario che ha trasformato la SGS Thompson in ST Microelectronics. Grazie a lui è nata l'Etna Valley. Luca Ciriberti. Nel 2003 conquistò le pagine del New York Times, che lo definì un capo dinamico, capitano d'impresa e papà dell'Etna Valley. È morto Pasquale Pistorio, 89 anni, l'ingegnere visionario che nel 1987 ha trasformato la SGS Thompson in ST Microelectronics, facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo. Siciliano di Agira, laureata al Politecnico di Torino, nel 63 inizia la sua carriera professionale in Motorola, ma è con l'italo-francese STM che diventa fra i primi 5 produttori globali di microchip. Tra le sue prime mosse industriali spicca il rilancio dello stabilimento catanese del gruppo, trasformato da impianto che allora perdeva oltre il 112% del fatturato nel secondo centro di produzione al mondo di ST Microelectronics, che allora sfornava silicio utilizzato nei processori dei computer. Centro capace di diventare soprattutto volano per il risveglio tecnologico della città e della provincia, l'Etna Valley appunto. Nel 2005 Pistorio lascia gli incarichi operativi in STM per andare in pensione, come diceva lui scherzando, diventando presidente onorario della società. In realtà Pistorio non andò mai in pensione perché restò sempre un faro per ST e per tutto il mondo degli industriali. L'ONU lo inserì nel ristretto gruppo di lavoro sul Digital Divide, ovvero la riduzione del divario tecnologico tra Occidente e il mondo più povero. Catania lancia la sua candidatura per diventare capitale della cultura per il 2028. Presentato anche il logo, il sindaco trentino dice è l'inizio del riscatto. Gli fa eco il governatore della regione Schifani, che parla di progetto vincente. Tonino De Mana. Una candidatura forte, autorevole, proiettata al futuro ma senza perdere le radici del passato. Una candidatura di resilienza. Catania scopre le carte nel suo corposo dossier per Capitale della Cultura 2028. Lancia un segnale forte alla concorrenza. Nel logo l'Etna e le sue trasformazioni. 40 milioni di euro per 20 interventi mirati nel centro storico sono il trampolino di lancio verso l'ambizioso traguardo. Io banalmente credo che molto più delle mie parole valga il mio sguardo estasiato, entusiasta. Spero anche contagi un poco questo desiderio che abbiamo di aggiudicarci questa designazione per il valore importante che sa, perché non significa capitale della cultura primeggiare per un anno, significa lanciare un percorso che in qualche modo sia anche l'inizio di una reazione, di un riscatto, di un rinascimento della città. In questa affascinante sfida lanciata alla Biblioteca Riunita Civica e Orsino Recupero ci sarà il supporto della Regione Siciliana. Un sostegno affettivo, un sostegno convinto, personale anche nei confronti del sindaco ma di tutti i catanesi. Catania merita di vedersi aggiudicata questa possibilità di capitale della cultura a tutti i numeri. È un progetto vincente. Ci credo fortemente, a questo si aggiunge l'impegno del governo a non lasciare sola Catania in questo sostegno, quindi il governo farà la propria parte. Poco prima dell'incontro con la stampa, l'omaggio di Trentino al governatore Schifani, che si è intrattenuto ad osservare ed apprezzare la Bibbia di Pietro Cavallini, considerato uno dei più importanti capolavori della miniatura del primo Trecento.
Ad Agrigento la CGIL torna in piazza per difendere la Global Sumud Flottiglia colpita da attacchi con droni attribuiti a Israele. Il sindacato chiede al governo italiano una presa di posizione chiara. Davide Sardo. La CGIL di Agrigento torna in piazza. Davanti alla prefettura il sindacato ha manifestato per difendere la Global Sumud Flottiglia colpita da attacchi con droni attribuiti al governo israeliano. Noi siamo pronti allo sciopero generale. Se il governo Meloni non la smette di consentire, assieme alla complicità del governo degli Stati Uniti, a Israele di comportarsi come i terroristi, la CGIL proclamerà lo sciopero generale nel nostro paese. Cittadini, associazioni e realtà locali hanno denunciato la violenza in Medio Oriente e le continue violazioni dei diritti umani. Gli agrigentini vogliono tenere alta l'attenzione su qualcosa di inaccettabile, insopportabile, questo genocidio in corso e attenzione alta sulla flottiglia. La CGIL chiede al governo italiano una posizione chiara a favore della pace e della solidarietà internazionale. Accesso illegale alle televisioni a pagamento, sgominata una banda che diffondeva abbonamenti per un giro d'affari milionario. 8 gli arresti, le indagini della Procura di Catania e della Polizia Postale. Adelaide Barbagallo. Film, documentari, fiction a costi contenuti distribuivano illecitamente abbonamenti a piattaforme televisive a pagamento quali Sky, Mediaset, Amazon Prime, Netflix a un numero elevatissimo di utenti, 900.000 quelli accertati per un giro d'affari milionario, 10 milioni al mese i profitti accertati, ma i danni per queste TV potrebbero superare i 30 milioni. 8 le persone arrestate e poste ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania coadiuvata dalla Polizia Postale. L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi di pay TV e accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono residenti a Catania, Siracusa, Roma, Brescia e all'estero. L'associazione era organizzata in modo gerarchico, con ruoli ben distinti e definiti. I membri di questa associazione sono considerati, secondo le nostre investigazioni, i vertici del mercato illegale dello streaming in Italia, con danni economici per le note piattaforme televisive legali per svariati milioni di euro. L'operazione ha fatto luce sul 70% dello streaming illegale nazionale. Adesso ci fermiamo, piccola pausa per noi, ritorniamo fra poco con la pagina sportiva. Di nuovo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale con il calcio in primo piano. In Serie B, vigilia di campionato per il Palermo che al Manuzzi contro il Cesena proverà a vincere per mantenere la vetta della classifica. Cattive notizie dall'infermeria, si ferma infatti Ranocchia. Sentiamo. A Cesena per mantenere il primato e sgasare verso una possibile prima fuga. Il Palermo ha archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, domani si rituffa nelle acque del campionato. Al Manuzzi sfida contro il Cesena che ha gli stessi punti dei rosanero. Dall'infermeria però non arrivano buone notizie per Pippo Inzaghi, si ferma Ranocchia. Gli esami clinici strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, stabilendo tempi di recupero stimati tra i 14 e i 20 giorni. Il numero 10 sarà quindi costretto a saltare le prossime partite di campionato contro Cesena, Venezia e Spezia. Inzaghi sembra orientato a schierare Palumbo e Brunori sulla tre quarti. C'è ancora qualche dubbio, ma i due sembrano in vantaggio sull'Eduaron. Nessuna incertezza invece sulla punta. Al centro dell'attacco ci sarà Poyampalo. In difesa Pierozzi, Bani e Ceccaroni, anche se Peda spera in un posto da titolare dopo l'ottima performance a Udine. Il Cesena, allenato dall'ex Mignani, è formazione solida e caparbia. Domani fischio d'inizio alle 15. Andiamo adesso in Serie C, dopo il pareggio di Trapani, ancora trasferta per il Catania che va a Cerignola in Puglia contro una squadra che nel turno infrasettimanale ha battuto la capolista salernitana. Francesco Triolo. L'avversario probabilmente meno indicato da affrontare in questo momento è per giunta in trasferta. Il Catania, che vuole tornare quanto prima alla vittoria dopo 3 giornate senza, trova un Cerignola galvanizzato dal successo in rimonta alla Rechi di Salerno, uno dei campi più difficili e contro l'attuale prima in classifica.
Ma i rossazzurri, soprattutto dopo la prestazione di Trapani, hanno confermato che possono competere nelle zone alte, come ha detto anche ieri sera Francesco Di Tacchio, ospite a Sì, sicuramente ci sentiamo pronti per stare nelle zone alte della classifica e sappiamo di essere una squadra forte, per cui ogni partita dobbiamo andare, dobbiamo giocarla con la voglia di dominare l'avversario, ecco. Il capitano si fa megafono dello spogliatoio, dove il rinnovo del contratto di Mimmo Toscano è considerato uno stimolo. Sicuramente il rinnovo del mister è stato un segnale forte e il gruppo l'ha percepito nel migliore dei modi, perché comunque sappiamo l'importanza del mister, quello che ci trasmette ogni giorno nel quotidiano, per cui siamo solo contenti di tutto ciò. Domenica pomeriggio c'è il Cerignola, appunto, e si lavora per affrontare la trasferta nel miglior modo possibile. Infine è stata designata la terna arbitrale per Cerignola Catania e appare quantomeno singolare che arbitro Stefano Striamo e supporto video Cristian Robilotto siano salernitani. Una notizia legata alla Serie C, c'era attesa oggi a Trapani la prima sezione del collegio di garanzia del CONI, presieduta dal professore Vito Branca, ha rigettato il ricorso proprio del Trapani, penalizzazione di 8 punti dunque confermata con i Granata che restano a quota 4. Altra piccola pausa per noi, ci ritroviamo fra poco. Bene, tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per averci seguito e una buona serata.